Quindi buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Megafonia. Salutiamo tutti quelli che ci sono. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Quindi Matteo Cristino e Giuseppe Siena, finalmente questa nuova stagione estiva. Mi è presentata al contrario. Vabbè, ma è uguale, no? L'importante è Giuseppe Siena e Matteo Cristino. Non siamo tanto uguali, Matteo. No, quello tu sei no. più bello di me. Allora faccio così, mi tolgo gli occhiali così sono brutto anch'io. Non lo so, bella. Siamo in due, più che altro è iniziata la nuova stagione di Megafonia, la terza stagione, giusto? Finalmente. Quella estiva, finalmente. In questa splendida location che appunto siamo Bistone. Siamo ospiti del Quindi ringraziamo per questa Bistone bellissima ospitata. Speriamo per tutta l'estate non si stanchino prima di noi. Quindi grazie a Ramona e Stefano, Stefano, ovviamente, Stefano, che ci hanno invitato, ci hanno ospitato qui. Poi abbiamo un po' di stand, vedo, da questa parte. Sì, abbiamo unica radio da quella, un po' ok, perché sempre in collaborazione. Io non so se c'è Carlo Paler tra il pubblico, non lo vedo. Ce n'è uno. Forse c'è il nostro Walter Zetta, che è sempre uno dei nostri. Luca Allegrini stavolta ci ha bannato, insomma, ci ha mollato per... le Maldive? Sì, Megafonia 2 è i nostri avversari. Si è fatto il suo Megafonia alle Maldive da solo. Un ciringhito alle Maldive. Sardegna Web TV, ovviamente, ricordiamo l'altra collaborazione importantissima con cui noi collaboriamo da tempo. E finalmente abbiamo anche il nostro stand di Megafonia Podcast. I colori giusti, guarda, c'è il giallo, c'è quello. Sì, hanno fatto un bel lavoro i ragazzi. Grazie, l'ho fatto bene, no? Di 1000 punti, che dopo salutiamo. I ragazzi di 1000 punti ringraziamo e poi anche in post produzione aggiungeremo storie. Ok, Beppone, andiamo a salutare i nostri ospiti di questa prima puntata. Con chi vuoi iniziare? Iniziamo con Elena. Dai, Elenina, la nostra giornalista. Aspetta, sei anche vicina, quindi ti passo anche il microfono. Io le ho dato della sagace, perché io per me la sagace. Ti piace sagace? Assolutamente. Forse un po' too much, poi con la voce così proprio sagace di no, però va bene. Vabbè, un po' sexy. Che ti è successo? L'abbiamo lasciata sugli spalti, colpa del calcio. L'ha lasciata da Zaccagni anche da Zaccagni, soprattutto da Zaccagni ieri sera. Poi abbiamo Walter di nuovo con noi. Walter, buon pomeriggio a tutti. Grazie Walter. E un buon pomeriggio anche da Trilli. Ciao Trilli. Un applauso anche per Trilli, fantastica. E poi nonché quest'area un po' londinese. Esatto. Questo vedi che c'ha gli occhi azzurri, i capelli biondi. Sì, esatto. Palestra, ma non lo so. Però bevi birra comunque. Torna a trovarci Riccardo Caredda, diciamolo. Grande Ricky, grande, grazie per essere tornato a trovarci. Sì. Ovviamente Ricky, noi vogliamo partire subito con te perché... ma perché cos'è qua? Diciamolo a chi non ci ha mai visto che Megafonia amplifica la musica che conta, amplifica ovviamente anche gli artisti emergenti perché quella è la nostra missione, ovviamente. Anche da chi c'è da più tempo ma ancora non è emerso, no? Insomma, in questa situazione, visto che a volte è molto complicato, no? Ok. Quindi Riccardo è tornato a trovarci anche perché è uscito il nuovo singolo, no? Sì. Io mi ricordo che ero rimasto al Chip Talks forse 1 o 2. Numero 1, al numero 1. 2. Siamo rimasti mesi. Dai. 7 mesi più o meno. Ma va. Dai, anni. 7 mesi, era novembre forse. Novembre 2023. Sì. Cavoli. Novembre? Sì. Ho già passato così, madonna. Eravamo a casa. Sì, no, in effetti è straordinante anche per me. C'ho qualche vuoto di memoria io nella mia vita. Devo ammettere, mi sento un po' più vecchio. No, non è vero, stavo scherzando. Ancora non li ho compiuti, però. Sei reduce dalla sfida, dalla challenge Plum Cake, no? Quello mi ha fatto ritornare indietro nel tempo. Più che... Andatevi a riguardare quella puntata che è orrenda, è orribile, è una cosa che vorrei bannare da là, però purtroppo l'abbiamo fatta. È storica. Poi la faremo. Esatto, quindi allora Ricky, noi un po' ti abbiamo già intervistato nelle prime volte, però è bello anche insomma rimarcare tutto quello che hai fatto, qual è il tuo progetto inedito, eccetera eccetera, che stai portando un po' avanti. Vai. Vado? Siamo tutti tuoi. Partiamo con l'ultimo singolo direttamente. Allora, l'ultimo singolo, vabbè, fa parte della, chiamiamola collana, album, chiamatela come volete, Chip Talks. Ok. Quindi una sorta di forma musicale un po' che viene da
the gut, no? Dalla pancia, un Ok, po' di dall'inside. reazione. Trilli sì. nel mentre si arrabbia con qualcuno, non lo so. Ho visto una sfidante. Ho visto un altro cane. ho detto, Diglielo, Trilli. Figarindi. Quindi dalla pancia, ma Sì. aspetta, ma che pancia? Il cervello è collegato a questa pancia? Molto collegato. Ok. Perché comunque vorrei che, ci tengo a dirlo, vabbè, anche in virtù del fatto di quello che è successo da anche relativamente poco tempo, non so se avete seguito la questione cosa è successo? Alex Britti. Ah, della questione del Sì, sentimento. Studiare, sì, del studiare o non studiare. Questo è il problema. Ha sollevato capito? un polverone. Io sono dalla Alex, parte del il non buon studiare, Alex. Certo. Sì, ha sollevato una gran bufera. Vabbè. E tu cosa sposi di tesi, insomma? Ma se studiato continuo a studiato il studiare, talento. forse un motivo c'è. Perché credo che talento e studio vadano un po' di pari passo. Cioè, Beh, è una bella se no, diatriba, capito, se È no una bella diatriba. vado a fare l'idraulico con sentimento. Poi magari Dalla qualche pancia. tubo, zampilla. Fai l'idraulico, Però l'idraulico in delle realtà- pance. sì, Sturisto, no. Nella realtà dei fatti, Britti ha sempre studiato comunque per conto suo. Beh, probabilmente ha Certo. studiato il suo talento, infatti è stato che è un'altra molto- il cosa, discorso- no? Allora, è come quando vengono di negozi e mi dicono: ah, ma lei ha studiato, tu hai studiato. E io dico la realtà dei fatti. Se una persona è semplice, quella che me la chiede, io dico: guarda, i più grandi artisti della storia, letterati, scultori, pittori, non avevano studi effettivi o ufficiali, ma Ok. avevano studiato per conto loro. Ecco, quando mi vengono a dire, vedo invece il tipo che è un pochettino snob, gli dico: sì, io ho studiato e sono insegnante, ecco. Ok. Però nella realtà dei fatti, secondo me, Britti voleva dire che non hai bisogno di studi ufficiali per essere quello che... Sì, perché non in ci realtà- credo che non conosca il pentagramma. Cioè, No, ma è certo, un mostro, però- cioè Britti è un Guarda, mostro. sì. Lui ha detto nell'intervista: io non conosco neanche le note, ma è impossibile. Probabilmente se gli metti uno spartito davanti magari non lo sa leggere, Magari proprio no, più improvvisatore. però secondo me ha o no? voluto un po' esagerare, accentuare questa cosa, sì. Ma Britti è un mostro. Sì, un Beh, mostro, sicuramente sì. secondo me c'è anche una soglia, non no? avrà fatto studi Certo. ufficiali, però No, esatto. Ma è infatti impensabile che non conosca il pentagramma. Ma no, c'è una certa soglia secondo me tra talento e Certo. studio, no? Ti faccio un esempio: Kurt Cobain, Sì. per molti è un genio indiscusso, non è che avesse questa grande però al cultura contrario, a livello... io ti fermo subito, ma non per altro, perché su Kurt Cobain si crea un po' un mito che è No. diverso da creare cioè da quello che lui effettivamente poi ha fatto, perché lui ha ascoltato e ha analizzato a modo suo quello che poteva. No, ma ha preso in lui quel come senso. esempio, però era Sì, per, sì. per prendere il filone. No, eh. infatti ho preso Sì, anch'io sì, sì, l'esempio, diciamo così. Sì, Quindi sì, però per quello che e diciamo che c'è un po' una soglia secondo me di... Ma sì, Fino a un certo uno può punto. sfruttare. Secondo me è Esatto, un- capito? È una bella diatriba, ma è un ecco, po' come quello. il calcio, cioè ci sono calciatori con un talento incredibile, vedi Cassano, vedi Balotelli che... Vedi Giuseppe Siena, che Ah, talento vabbè, sprecato. Io sono Grande- rimasto fuori dal calcio. Già 5, Ma ascolta, io sono rimasto fuori dal calcio per lasciare Ronaldo il suo spazio. Sì. Altrimenti Salutiamo Questo mi pare Ronaldo. ovvio. Sempre così. tutti e due, sia l'ultimo che quello vecchio. Che ha perché giocato ho nella più primavera l'età del dell'altro Cagliari. Ronaldo io. Del nonno di Ronaldo è l'età. Del insomma. nonno, non esagera. No, del fenomeno, è il nonno del... Sì, Non che poi ho esagerare. visto delle foto ieri di Ronaldo il vecchio. Il che vecchio È Ronaldo. assurdo, c'è diventato. È Ma diventato gordo, insomma. Nonostante sia ancora giovane, Vabbè, ma è diventato ragazzi, una ma- è sulla, diciamo, sulla scuola del dopo calcio di Maradona. è il terzo ecco. tempo il suo, quello che ha Diventato- sviluppato, non i primi due. Al momento, No, cioè, al dai. momento sì, decisamente. Nel terzo tempo deve essere un fenomeno. Ma io apprezzo, io sempre la parte dove quando io perché non giocavo mai, quindi apprezzavo sempre il terzo tempo. Lì giocavo molto spesso. Onesto. Ma pensa, I pensa, mandicolador proprio. pensa che il vecchio voglia. Ronaldo, proprio ieri ho letto che uno l'ha incontrato in spiaggia ed ha la panza talmente grande che la usa come poggia recipiente per le sigarette. Vabbè. Cioè, Fantastico. Ma povero, dai, lui ha avuto il problema al ginocchio. Secondo me avrebbe avuto una è vero, carriera è vero, è più vero. super. Sì, sicuramente Poi si è rilassato, ha seguito il Brasile, via. È un po' tutti i brasiliani però, ce Sì, l'hanno questa cosa, tendono- Fabinho, insomma, Sì, e tanti altri, sì. Robinho, insomma, tutti quanti tendono un po' Si a... chiamano tutti, al finiscono terzo tutti tempo. Perigno. Sì, esatto. Sì, questo Perigno, c'ha, ti quando chiami- finiscono, ti do
dovresti chiamare Giuseppigno, ti dico. Giuseppigno. Esatto. Ok, noi andiamo avanti, Sì. ma nel mentre. Salutiamo, buonasera, benvenuti. È vero che abbiamo anche Buonasera. il pubblico davanti. Ma c'erano già anche stavolta, prima, no? buonasera. Ma Ma arrivati adesso. noi invece cosa presentiamo, Ricky? Ricordiamo direi- ancora una volta perché in sì. Megafonia ovviamente amplifichiamo la musica emergente. Quindi iniziamo con l'ultimo singolo. Te la senti Sì. di suonarcela? Scusami, giusto una cosa, Ricky, ma hanno un flusso, cioè hanno un continuum queste cose? Allora, hanno un continuum perché hanno un suono, diciamo che è riconoscibile come quello è unico. Anche perché a livello compositivo io mi baso molto su, anche a livello timbrico. Ok, quindi sul timbro, sì. Molto, specialmente per quel tipo di La. composizione. Occhio a quello che dice, che Trilli si sta Infatti, Non è d'accordo, non è d'accordo. Ma quindi è una specie di. È un concept. Mini concept. è un mini concept Di sensazioni, sì, di pancia. Sì, di pancia. È come, Cioè- giusto per ribadirlo, ecco. È È un Gaviscon. sì, è diciamo una DJ reazione, Cells. sì, una reazione, un reflusso gastrico, chiamiamolo così. Però non fa di male, tante ecco. cose, però no, non fa male, anzi fa bene. in Fa questo bene. caso. Questo è il reflusso. Sì, Ah, dice. di Vabbè. solito il reflusso gastrico nasce per dei problemi, ma questo invece com'è nato? Beh, in qualche modo deve Bella uscire. domanda. Quindi è uscito. Da dove è uscito? Allora, sicuramente è uscito Occhio a da. quello che No, io No, niente non malizia, giuro. Siamo persone serie, ricordiamolo. Sì. Più o meno. Io. Vabbè, no, di fatto è stata una reazione a quello che io sentivo dire o meglio, che sento ancora tuttora Ok. dire dai critici musicali, che anziché parlare di musica nell'effettivo parlano di testo, come Ok. se l'unica forma Di comunicazione. musicale concepibile è la canzone, ignorando l'accompagnamento che c'è sotto. Cioè, è Diciamo una che cosa- si bloccano tutti alla semantica praticamente, Sì, poi non cioè, vanno sul... Se andassimo a studiare letteratura all'università sarebbe meglio in questi casi. Faremmo sparire tutti i conservatori dalla faccia della terra. Cioè sarebbe una situazione Vabbè, simile, è un no? altro modo di comunicare. Poi il fatto Esatto. che cioè su 10 persone, se uno pensa in un modo, lasciamoli pensare. Sì. Poi ognuno ha la sua Però strada. capito. no? Anche tu stai facendo Alex Britti della situazione, stai sollevando un altro Esatto. polverone. un'altra- Vabbè, diciamo di sì. Io non. Musica. Esatto. Io diciamo quello che dico è con i Chip Talks quello che era la mia intenzione era non solo di sfruttare la melodia accompagnata, si chiama così in gergo, diciamo quello che diciamo come modo di pensare. Io ho pensato quello proprio come una vera e propria composizione, non dico quasi bacchiana, ma quasi, cioè comunque con una certa struttura, forma, Ok. identità, timbrica, ritmica, anche melodica. Quindi perché diciamo no? che anche nella semplicità si può esprimere pensieri belli complicati, Assolutamente, no? assolutamente. E Ok. si può manifestare anche un qualcosa che non per forza dovrebbe essere considerato accademico uguale brutto. Cioè può essere Ok. anche una forma di ricerca, semplicemente. Quindi non Così. per forza bisogna essere la PFM per fare le cose. No. insomma. Ah, ok, ci sta. Ma io sono Assolutamente. abbastanza curioso a questo punto. Ce l'abbiamo in live? Ce l'abbiamo da mandarla? È un brano che possiamo sentire in Sì, sì, chitarra, sì, con sì, chitarra sì. oppure lo possiamo sentire. Allora, ve Se no l'avrei lo fatto mandiamo. col kazoo, però non c'ho il kazoo qua No, con no. me, quindi. Kazoo, non ce l'abbiamo. No, Bellina non quel questa. kazoo, non quel Simpatico. kazoo. Simpatico. Oggi. Siena oggi è simpatico. Oh, boh, sono sempre simpatico io. Più o meno, se togli gli occhiali sei più Infatti, anche simpatico. perché non vedo niente. Che cattiveria anche qua. Oggi se le merita. Portato una giornalista Certo. cattivissima. È il mio ruolo. L'abbiamo messa nello Giusto. sgabello perché nella serie normale non si vedeva. Questa è la verità. Devo ammetterlo, è la verità. To. No, lo ammetto. Il mio 1,20 m non mi consentiva di arrivare al tavolo. Comunque nel frattempo che cerchi, ci tengo a dire, vabbè. Ci tengo a dire, non è che io adesso sto dicendo che bisogna Avvicinati per un po', forza. Ricky, Ah, scusami. sì. Non dico che bisogna per forza imparare a scrivere sinfonie, brani, intere opere per orchestra o opere teatrali o opere di filarmonica o qualsiasi altra cosa, però dico semplicemente
diamo importanza alla musica, perché la Assolutamente musica sì. ha un messaggio ed è anche molto forte, non solo è forte ma è versatile, perché ovunque tu vada un suono lo capiscono tutti. Ok, vediamo cosa comunica questo. Diamo Partiamo. importanza all'arte, perché noi lo facciamo con Oltretutto, Megafonia, sì. oltre alla musica proprio L'arte in in generale. generale, esatto, assolutamente. Walter ne ha un altro Walter, esempio. ma a anche, fianco. anche la natura, quella che abbiamo intorno. Guarda questo bellissimo cagnolino qui, che bello che è. Pronti? Vai, Chip Talks 3, sentiamola. Qua io ti ho beccato subito. Senza un cantante. E senza un cantante, solo strumentale. Solo strumentale, sì, perché Ricky, oltre a fare anche brani con voce, perché qualcuno c'è dopo, infatti uno lo sentiremo. Abbiamo anche brani solo strumentali. Diciamo che, Walter, senti che qua c'è tutta la Londra possibile, sta camminando. Guarda, io qua non so perché. Oh, sarà che il tuo pensiero è più profondo. La base? Sì, Ok, è finito. A parte l'altro, ok. Dicevo, non so perché io personalmente mi sono immaginando a Londra consegnando curriculum, abbi pazienza. Ma di fatto può essere. Perché io le grandi è città questo le il vivo. Sarà bello. perché hai fatto solo quello. Ho a fatto Londra. solo quello. Persona brutta. No, anzi a Londra perché l'unica volta che sono andato a sentire gli Iron Maiden, ma mi ha ricordato un po' Milano, perché il periodo da... quanto pesavo? 78 kg, ne sono finito a 69 per solo consegnando il curriculum. C'è una roba. Oltretutto, tutta una cosa Insomma, fighissima. così. Mi ha ricordato il cocktail che ci hanno dato prima. Tra l'altro Buonissimo. fantastico, venite a prendere i Prendete cocktail al cocktail, Bistron, perché ubriacatevi. sono veramente buonissimi. Un giorno, facendo un colloquio di lavoro per come si chiama? L'ex marito della Hunziker. Eros. No, ma che Rox? No, L'ex aspetta. marito- No, lo stilista. Che... Eros, no, non c'entrava niente. scusa. Non mi ricordo. Comunque un locale di uno stilista, cioè sugli uffici. Come mi fanno? Quello io avevo fatto il primo livello di barman, fighissimo. Non mi ricordavo nulla. Sì, vabbè, fritto giusto, oddio, ho vantato 8 anni, quella. Come si fa un Negroni? Oh. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Vabbè, il curriculum Non mi hanno comunque più l'hai chiamato, riportato. non so perché. È Però... strano, poi magari ti hanno mandato una mail. Sì. L'antipatia io non Direttamente nello spam. Perché Allora, non... comunque, invece, tornando al Sì. nostro Ricky, Chip Talks cosa significa proprio in Allora, lettere romane? Insomma, nel nostro sardo italiano. Sì, esatto. Bello. In parole in italiano regionale sardo. Ok. Vabbè, Chip Talks è diciamo una combinazione di parole in inglese, ovvero cheap, che appunto significa Economico, economico, barato. molto, Sì. molto Esatto. scrauso, diciamo. Scrauso, sgrauso, a seconda della scrauso. posizione Come la geografica, mia camicia a seconda dello slang per chi è un po' più Esatto. anglofono. E poi talks sarebbe la parola finale di TikTok. Ok. Quindi è stata una cosa della serie facciamo un qualcosa di utilizzabile anche per così stupidamente ballare sui video di TikTok, o magari anche come suoneria. Io ho amici che l'hanno Un usata video come popolare sarebbe Sì. praticamente. Ma sì, Sì, adesso vogliamolo faccio i video balletti popolare. con questa canzone. Io per preparo, dire, divento vabbè, virale. io Sì, non che sono cioè video. poi di quella roba lì diciamo che non sono molto C'è il nuovo personaggio di TikTok. Divento virale. Guarda, no, io non Non in questo. in questo, no, Facciamo no. ballare Elena, che è bravissima a ballare oltretutto. Facciamo i trend adesso.
faccio il trend di però ho TikTok, capito. lo mandiamo Il trend. virale. Madonna. Che è un po' successo. Però ballerino Siena, se no... Sì, Esatto. No, raga, io E non solo, bisogna far Vabbè, scegliere no, ai come dadi dietro, del no, nostro caro coreografo. Giuseppe. Posso fare un video dove tiro i dadi e faccio Esatto, quello dove che tiri mi- i dadi. Ma guarda che funzionerebbe molto. Perché è fatta apposta proprio per intrattenere. Poi quello- nei secoli dei quello secoli che lo- rimango per quello quello che che- tira i dadi. No, io ho una domanda. Vabbè, sì. A meno che tu c'hai una domanda, la faccio io. Vai, non me vai, frega vai. niente se c'è domanda. Vai, Please, sei please do, partito please do. così. Allora, leggendo un po' sul brano, cioè io mi sono letto un po' la spiegazione, no? Sì. Dice che ha una voce che cerca di parlare, raccontare e accendere l'immaginazione di chi ascolta, proprio come una luce in fondo ad una galleria. Occhio. Quando hai scritto questa terza parte, hai pensato che è più la voglia di trovare una via d'uscita o aiutare chi ti ascolta a trovare la pace? Questa è una bella domanda. Però Una domanda a Marzullo. La proprio. vedo che c'è, non lo so. No, Ha sbagliato lavoro, io l'ho sempre detto. Marzullo, no, quelle domande che dici Sono come ne le- esco fuori. Sono le domande di Giuseppe, io le aspettavo Io con vi ho- ansia. Ve l'ho detto che c'era. diciamo che è un po' tutte e due le cose, perché io comunque mi ritrovo da compositore, Sì. che è un po' un mestiere che negli ultimi 100 anni è una cosa che ormai non conosce più nessuno. Quindi per me è un po' una, come dire, appunto una via di fuga, una luce in ok. fondo al tunnel. Perché Per io sfogare quello che hai dentro. Sì, Ok. sì, perché io lavoro col suono. Quindi Io... implodi, no? Cioè, nel senso. Beh sì, anche perché non sono un poeta, non lo sono mai stato. Io quando scrivo testi normalmente sono cose molto scolastiche, anche molto che si fermano appunto al suono Devi chiedere a delle Marzullo, parole. devi chiedere. Questo Esatto. dipende, Beh, magari sicuro. se non chiede troppi soldi. Ah, guarda. chiedere a me, c'è la versione Ah, Wish. giusto, allora chiedo a te, La guarda. versione Quello che Wish. ordini non ci arriva. Esatto. Nel manzo. Beh, però. comunque Ricky si può comunicare assolutamente anche coi suoni, appunto, come Assolutamente. stai dimostrando, non c'è, Sì. non c'è bisogno di essere Sì. poeti o quant'altro per fare arte, ecco. No, assolutamente. Come si Quindi può? sono d'accordissimo su questo. Quindi, vedi, troviamo un Assolutamente. punto comune. Però più che altro l'altro punto in comune ce l'abbiamo con Walter, perché ovviamente Sì. avete una cosa bella in comune Assolutamente. voi due, che è praticamente Londra. Abbiamo- Esatto. Avete tante cose in comune. La cosa però in lo comune sai che abbiamo Lo sai che è una cosa a cui penso. Poi dopo c'è una La cosa cosa- per te. L'Inghilterra, insomma. La cosa in comune che abbiamo principalmente è, a prescindere dalle nazioni e da dove abbiamo vissuto, è che viviamo di arte totalmente. Assolutamente Sì. sì. E questa è una cosa in comune che abbiamo, che non è semplice, Per niente. non è semplice, bisogna avere comunque tanto coraggio e anche essere molto testardi. Ed essere insomma. anche bravi, cosa che voi due siete. Poi quindi vedete che non volevo- sta mai. O no? Dico, cioè, altrimenti. devi avere comunque A me non mi delle fregheranno mai con la doti. bicicletta incastrata nella. Deve avere delle nella cacca doti. di cane, abbi pazienza. Comunque, volevo Arte. spezzare una lancia in favore. Walter, avvicinati un po' di più, Sì. così sentiamo meglio. Volevo spezzare una lancia in favore, appunto, sostenendo che, ma chi è che dice che un testo può andare bene o non può andare bene? Cioè il poeta, chi è in effetti? Lui è un poeta comunque, anche se sia un po' sminuito, ma penso che Certo. si stia sminuendo giusto per, ma nella realtà dei fatti io penso che sia, come tutti i musicisti, molto convinto e orgoglioso di quello che scrive. Però non dire che fai dei testi scolastici mi sembra sicuramente, chi è che può dire una cosa del genere? Quando si fa arte è veramente difficile dare un giudizio, perché chi è che può dare un giudizio? Questo è il problema. Puoi dare un giudizio sulla tecnica, nel senso che se quindi io eseguo è un po' qualcosa. come quando io sento Sgarbi, no? Che a me comunque piace, interessante, no? Forse per il circo che fa più che no, perché io dico sì, vabbè, però tu sei 30 anni che rompi i coglioni, si può dire così? Sì, sì, possiamo si dire. può Siamo dire. una- Io siamo dico una radio sei indipendente. 30 anni che No, rompi i se- coglioni, che va benissimo, ma tu che dai giudizi, che cos'è che hai prodotto? Niente. Hai studiato, scritto qualcosa raccontando dei vari artisti, però fondamentalmente non hai creato niente.
né un dipinto. Sì, in realtà no. Capisci? Allora è lì, cioè Un valorizzatore, insomma. no, Un io dico che è modificatore, molto valorizzatore. facile Certo, certo. parlare, dare giudizi, creare è un'altra cosa. Assolutamente Bisogna sì. sempre avere rispetto per Assolutamente. Poi è bello, è un po' come il musicista, no? Che ascolta degli artisti del passato e quello è un po' studiare la storia nella parte della Ma musica e certo, poi apprende e ma fa certo. quello che poi magari comunque fare sì, abbiamo presente. vissuto nella stessa meravigliosa, per me meravigliosa città. Io ho vissuto in tante città, diciamo in Europa, per lavoro, nel mondo, come anche Los Angeles, San Francisco, e comunque io dico sempre che qualunque posto è bello. Anche in un paesino sperduto della Sicilia con 30 abitanti è interessante andare a vederlo, viverci un'altra cosa. Sì. Vabbè Ok. sì, non è sicuramente una città facile. Cagliari per me è il posto più bello del mondo. Basta vedere dove- Questa è dico in un'altra modo. cosa che abbiamo E io e te in comune. lo dico con dato di fatto, perché io ho vissuto 23 anni, non un anno in giro. Ok, non come me che sono andato a prendere gli 23 Iron Maiden, anni insomma, basta. e Ho posso vista- Io per il paragone che io l'ho vista per circa 20 ore perché Ti ho preparato il Londra- curriculum e Londra- poi è no, finito vedo gli lì. Iron Maiden e sono tornato indietro. Allora, a Londra io l'ho conosciuta negli anni 80 perché quando ho aperto il mio negozio, al tempo si divideva Rebel, abbigliamento usato particolare di tendenza, che l'avevo aperto insieme ai miei fratelli, e Rebel Art insieme, dentro lo stesso... Di doppia funzione, ecco. Sì, ok. a me interessava fondamentalmente il Rebel Art. Ok. Però mi piaceva molto il fatto di andare in giro per l'Europa a cercare cose particolari, sempre riguardo alla nostra comunque filosofia di cose che ci piacevano, quindi l'America un po' anni 50, 60, 70, Sì, sì, ecco. sì, sì, bello. E quindi io mi ero innamorato, io andavo a Londra, nella Londra che giustamente tu non puoi neanche immaginare come fosse. No, so bene che non esiste più. Ed era perché ho visto il cambiamento. incredibile, però devo dirti che non è cambiata tantissimo, è sempre Camden Town, è sempre quella lì. Adesso ci È vero, sono, è ok? vero. Sì, questo posso confermare. Quindi io dicevo sempre, io prima o poi devo aprirmi un'attività qua. Ho avuto l'occasione nel 2011, quando era arrivato, dopo 20 anni che ero a Milano, era arrivato il cuginetto di Draghi, che era Mario Monti, che la prima cosa che fanno dicono mancano soldi, come facciamo? Non è che dice li abbiamo fottuti noi, no? Le evasori fiscali, quindi venivano a rompermi i coglioni. Certo. Alla quarta volta, senza mettermi mai una multa, avevo lo studio al centro di Milano, Viale Monza, di fronte allo Zelig. Ah, ok. E alla quarta volta gli ho detto, adesso mi avete rotto i coglioni. Vabbè, ma signor Carter, noi siamo costretti, no? Ho capito, ma 4 volte in un mese non mi beccate mai, cioè Poi chi basta. devono beccare non lo beccano. Quindi lì ho detto, ma sai che ti dico? Ma io chiudo e me ne vado a Londra e me lo apro a Londra. Chiuso e me ne sono andato a Londra e l'ho aperto a Camden Town nel 2011 e poi sono dovuto tornare perché nel 2013 mia madre è stata male, Ok. e sono tornato. Ho chiuso in un giorno, ho chiuso tutto. Però sono stati 2 anni meravigliosi. Intensi. Sì, mi manca anche tanto. Vabbè. Mi manca. Però una volta che sono andato via non lo riaprirei, Ok. perché non avrebbe nessun senso, capito? Non c'è una filiale lì a Londra, bisogna espandere, devi diventare. Sì, questo però, è il mondo. sì, guarda. ma ti spiego, ogni posto del mondo, la mia arte, o penso anche la musica, devi ci sono dei modi di comunicare totalmente diversi. Ok? Quindi quando sono andato a Londra, io sono andato per fare la stessa cosa che facevo a Cagliari, poi a Milano, cioè serbatoi, caschi, le cose che si fanno Sì. normalmente. Solo dopo che sono arrivato a Londra, e ci andavo spesso, comunque negli anni, mi sono reso conto che non c'erano motorini in giro, e le moto erano veramente poche. Perché l'inglese, e l'ho capito lì bene, sono cose che puoi capire anche andandoci in vacanza, ma le capisci meglio quando ci vivi.
l'inglese ha un modo di vivere totalmente diverso dal nostro. Quando eravamo alle medie, l'insegnante di inglese ci diceva: gli inglesi sono strani, loro non fanno la colazione, fanno il breakfast. Scema di guerra. Spiegaci perché. Ma perché? Perché l'inglese praticamente fa quasi un pranzo con breakfast, capisci? Certo. Perché? Perché se la tira sino alle 5, alle 6 per lavoro e poi alle dopo. 5 il tè degli inglesi. Ma no, perché questi qua si fanno, capisci? È la merendina, quindi quando sono arrivato lì, quindi l'inglese che finisce alle 6 o alle 7, dopo cosa fa? Non è come noi che se ne va a casa, guarda Maurizio Costanzo che non c'è più, ma si va nel pub, che per noi il pub è un qualcosa di particolare. Il pub per loro è il bar comune, è un posto di pubblico, sì, è come fosse il social network pre-social, cioè è quello. E la loro abitudine è ubriacarsi a merda, si può dire. Sì. Sono le due cose che possiamo dire. Rioni e a merda. La cosa meravigliosa, altrimenti ci fanno pagare i cocktail. La cosa meravigliosa è che entri nei locali da solo o da sola e tutti sei amici. E se una ragazza, una donna parla con quella a fianco, non è che come l'italiano dice questa ci sta, no. Perché lì parlano tutti. Io l'avrei pensato. Esatto, italiano. Ecco, quindi arriviamo al punto finale. Quando escono fuori c'è la polizia che è tranquillissima. Esci fuori e vedi ragazzi ubriachi che si tolgono la maglietta e ballano, e qui le ragazze che sono sempre col tubino, sempre, hai visto, no? Brave. Anche d'inverno, queste sono praticamente, sono benissimo. non hanno neanche la giacchettina. Vabbè, però c'è da dire che si cagano dal freddo, vabbè, cioè non è che però- no, ma però per loro, sarei perché mai mi è immaginato. capitato di Però aspettare una alla però per loro stazione. è importantissimo apparire, ok? Sì. Comunque, ergo, se tu tiri fuori le chiavi, solo tiri fuori le chiavi, subito arriva la polizia a piedi, dice: ma Dove stai andando? cosa stai facendo? Sei ubriaco. Tu sei venuto in macchina, una nota in prigione subito. sì, ti portano via subito, perché loro prevengono, capisci? Non aspettano che tu faccia. Quindi vengono e vanno in giro con i mezzi, in sintesi. Sì. Quindi improvvisamente io vedo che nessuno mi portava né caschi né mote, e allora ho dovuto riciclarmi, e ho iniziato a fare magliette dal vivo, giubbotti in pelle per i turisti, capisci, no? Sì. Reinventarti un po' e sì, creare un altro business. è un po' come insomma. se lui dovesse andare a Los Angeles o a New York e chiaramente dice: ma sai, per sopravvivere mi metto a fare le canzoni italiane di Carosone, Certo. capito? Di Certo. Buscaglione, Qualcosa di e lavori, esotico, e lavori ecco, di brutto, Sì, capito? certo. Mio fratello Però fa non ti così, metti a per fare- esempio, la fa non roba ti metti a italiana. fare le canzoni Germania. americane perché dicono: ciccio, Certo. Siamo già noi. e viene uno a fare Gigi, esatto. e uno viene a cantare qui Britti ed americane che canta tutto così, e dice, no, ma infatti, Ascolta, Walter, io ho una domanda che non ti ho fatto l'altra volta. Allora, la parte del nome Rebel, Sì. ok? Questo termine quanto è vicino alla sensazione di libertà? sì. E per te, qual è l'espressione maggiore di questa parola? Allora ti racconto un aneddoto bellissimo. Il mio nome d'arte Mhm. e si vede anche nei video miei sino a 5 anni fa, è sempre stato Walter Outlaw. Ok. Scritto qua, Fuori. scritto qui, perché non capisco mai, si direbbe l'arte. È scritto. È giusto. Ok. Devi vedere allo specchio, è normale. Io non so leggere. La cosa da imbecille è che molto spesso quando sono al market mi dicono Walter, dico: chi mi conosco? No, Perché vedo il nome. Leggo qua. Sono stampato. Vabbè, che lei Comunque, è famoso, il mio nome d'arte è Walter Outlaw, fuori Ok. legge, ok? Perché mi piaceva, sin da piccolo, sin da ragazzino. Sì. Ma minchia, la gente alla fine niente. Rebel. Alla fine adesso È diventato Rebel. sì, perché ma le signore. Ah, Rebel.
buongiorno. Dice, ma porca troia, cazzo, ma ce l'ho anche scritto qui. Cioè, Secondo me è anche una questione eufonica, cioè nel senso che Sì, è più è più semplice. facile. ma perché l'attività si chiama Rebel. Rebel, basta, sì, Sì, capito, no? sì, anche quello, certo. Sì. Allora, Rebel, perché Rebel? Perché Rebel nasce dal film di James Dean, Gioventù bruciata. Ah, ok. Che io ho Anni sempre 50. io ho sempre adorato James Quella Dean, parte lì. quella Quel tipo di gioventù. sì, quella filosofia di vita, Mhm, così, ok. no? Quindi le corse in auto, Ok, sentirti libero anche se poi sfori magari un pochino. Allora, sinceramente non ho mai messo il nome Rebel per la libertà, perché per me la libertà va al di là di una frase. Ok, La certo, libertà certo. è una filosofia di vita. Certo. Libertà è fare quello che vuoi fare senza ascoltare o sentire il giudizio delle persone. L'Italia è l'unica nazione in tutta Europa dove quando devi scegliere qualcosa, una maglietta, un'auto, il colore, tu pensi cosa diranno gli altri. Mi piace la macchina fucsia, ma cosa diranno? Anche per una ragazza, Mi piace la macchina rossa, che è un colore normale, e tu pensi, ma cosa diranno i miei vicini? Perché così la maglietta te la metti la mattina e pensi cosa diranno. Ecco, questo non succede in giro. Cioè tu a Londra vedi la vecchietta con i capelli fucsia, bellissima, Sì. soprattutto vedi la vecchietta gay presa per mano con un'altra vecchietta. Bellina. Cioè tu vedi carina. i parlamentari che arrivano al lavoro, Mhm. ricordami, non è Buckingham Palace, come si chiama il posto dove è il Parlamento, e arrivano tutti vestiti proprio eleganti, presi per mano col loro compagno. Qua non esiste. No, certo. È un po' prima come Capisci? sono rimasto giudicato Qui- perché ho preso il pene colada. Ecco, esatto. Sa cosa? Allora, il Tutto discorso, critiche su critiche. il discorso è la libertà è semplicemente fare quello che vuoi fare, Certo. senza far del male a nessuno, Con rispetto al prossimo, certo. con rispetto, ma soprattutto fare quello che vuoi fare qui. Certo. Adesso la gente ha paura. Negli anni 80 e 90 c'era questa moda, questa tendenza carina, che tutti si mettevano gli adesivi dietro, Mhm. facevano la collezione. Non so, voi non Sì, io ricordate, avevo no? l'armadio così. Adesso uno, se mette un adesivo, penseranno che sono viaggio. Cioè, viviamo veramente in una situazione sociale che è Io se vergognosa. fosse per me avrei il LED sotto la Ma- macchina. Quando sono andato, prima di tutto volevo dire anche un'altra cosa che mi stavo dimenticando, importantissima. Grande onore a personaggi come lui che fanno musica propria. Assolutamente sì. In un mare di amici che voglio bene perché saranno in diretta e dicono ma Vero. tu però vabbè, ho Ciao. capito, ma io sono uno che ama le persone che fanno musica propria. Assolutamente. Tanto di cappello per le tribute, quello che però Hanno un po' rotto i fare coglioni, una tribute, detti la verità. fare una tribute è Basta. molto più facile di fare quello che fa lui. Sì, Quindi- dipende se lo fai bene. Esatto. Quella- Capito? Certo, se A fai proposito- cagate, Quella no. A Posso- proposito, No, ti voglio bloccare. Io, Sì. cioè, nel discorso di Walter, io adesso mi sono un po' rivista, che comunque ha detto in Italia siamo un paese dove è difficile essere liberi, perché vai a pensare sempre cosa pensa la gente. Io sono la prima, lo ammetto, non mi vesto magari in una determinata maniera o non faccio una determinata cosa perché cosa potrebbe pensare la gente e Certo. quindi mi blocco. Tu, Walter, Eh. questa sensazione di libertà, come sei riuscita a trovarla? Cioè, non ti sei mai sentito giudicato dalla gente? Allora, io a 16 anni ho comprato la Vespa con il faro basso perché avevo visto American Graffiti e mi piaceva la Ford T del protagonista del 32. Avete mai visto American Graffiti? sì, certo. C'è John Miller che ha la Ford T gialla che va a fare le corse, bellissima. Poi quella è una storia anche vera. Io che ero ragazzino e anche miserabile non potevo prendermi la Ford T neanche adesso perché questa è una barca di soldi. Onesta, Quindi ho onesta. detto mi prendo una bella Vespa col faro basso, cazzo, che c'ha il faro e mi ricorda un po' la Ford T e me la sono fatta nera con le fiamme. Il padre della mia prima fidanzata, che era un vigile
E già questo è terribile. È già Basta. no, dico avere un pseudo suocero Vigile. che è un vigile, È chiaro. carabiniere, in quegli anni poi. In più era anche napoletano, tanto di rispetto, però è un cocktail di quelli, capito? Che ci È metti proprio un anche pene la soda colada caustica. proprio, di proprio nel di dietro. insomma. Allora questo qua mi chiamava bastardo figlio di puttana drogato ogni giorno, Penso che si possa dire, Sì, io sì, volevo sì, dire. sì, anche questa. ogni è- giorno, perché avevo la Vespa nera con le fiamme, ecco per dire. Vabbè, di che annata stiamo parlando? Stiamo parlando del 78 quando No, voi no, eravate lui. ancora Di nati. che annata era? Del 30? Lui? Probabilmente, dai, più o meno. Più o meno, dai. Probabilmente, capito? Altra generazione. Ecco, allora dai. il discorso è io me ne sono sempre sbattuto, capisci? Certo. Lei diceva appunto, se ho capito bene, come si è arrivato, insomma, a questa... Beh, secondo me sono attitudini. Ok, tu dici ce l'avevi già, questa Sono roba. cose che ti vengono naturalmente, cioè hai voglia di vivere la tua vita ed è talmente grande il desiderio di viverla, perché poi sono delle cose pulite, cioè per dire io poi che non c'entra niente, però la gente, molte persone che appunto perché hanno dei pregiudizi da ignoranti e mi vedono così pensano che io abbia un passato, un presente di droga, ma sì, perché io Sono pregiudizi, insomma, e io, dai, diciamo. e io dico assolutamente che ognuno è libero di fare quello che vuole. Logicamente io non sono per le droghe pesanti, però ho tutti i miei amici che si fanno i cannoni da sempre, ma io non me li sono mai fatti perché io odio anche la sigaretta. Cioè, diciamolo che Sì, non sì. sono gente che Però- combatte le guerre, che hanno altri cannoni. Sì, scusami un attimo. Quindi quello che volevamo dire, però, in conclusione, ci bisogna anche un po' lavorarci su questa cosa. Allora, per in se tu non ce conclusione l'hai, ti posso se non dire, ce l'hai dentro. ti posso dire in conclusione che le cose non sono mai cambiate. Ancora adesso ci sono pregiudizi, me ne sbatto. Certo. Però vivo delle situazioni. Allora, la mia fortuna qual è stata? Sempre quella di essere indipendente. Essere indipendente ti rende fortissimo. Sì. Cioè, io me ne frego dall'A alla Z. Sì. Se io la notte Quindi esco se dovresti, fuori, è quello che volevo dire. se io la notte esco fuori dal negozio e dico cazzo, senti che arietta, ma io torno nel camper. Oppure metto in moto e me ne vado alla prima o da qualche parte. Cioè, se dovresti dare, essere- capito, un consiglio a chi ci un segue, consiglio a chi è- lo un vorrebbe consiglio fare, è uscire fuori dagli schemi. Fai quello che senti di fare, Esatto. basta che non fai del male a nessuno. Certo. Ricky, tu cosa ne pensi invece di No, questa cosa? io diciamo mi ci rivedo molto, anche se ci sto per certe cose lavorando ancora a livello proprio personale. Ma anche tu sei un po' un rompischemi così di questa sì, tipologia. sì, già sì. dal punto di vista della musica stavi già cambiando due cose. Ma sì. assolutamente sì, cioè il fatto è adesso vabbè mi fa ridere l'esempio che sto per fare, ma mentre che magari qualcun altro può pensare che avere una Panda magari 4x4 degli anni 80, sai, quella storica, quella Certo. che piace, quella che va a plutonio, tipo Certo, quelle certo, cose certo. là. No, quella. Io la adoro, cioè io farei Bellissimo. viaggi assurdi con quella. È ovvio che con un Ferrari attiri di più, però devi anche un attimino Dipende da capire cosa vuoi attirare. Sì, esatto, devi capire un po' quello che vuoi, quello che vuoi Sempre. fare, quello che vuoi attirare, e poi anche se quello che stai attirando è realmente quello che Quello vuoi. che vuoi tu, certo, Cioè, certo, esatto. siamo d'accordissimo. È molto quello. No, ma ed ecco- anche se il Ferrari ti piace. Se Sì, ti sì, piace sì, perché devi, Esatto, non perché è un dito. devi No. mostrare qualcosa. Io ti dico, io amo, se dovessi scegliere un Ferrari, prenderei un Ferrari degli anni 70-80, forse anche 90. Non prenderei mai Io quello un di Magnum Ferrari PI, bellissimo, prodotto, te lo ricordi? quello di Magnum Madonna, PI, che ma non bellissimo. prenderei mai Sì. come anche un Porsche, capisci? Tu non sai neanche chi è Perché? Magnum PI, è vero? Perché, Madonna. perché Ti ricordo sono che sono giovane. Non esagerato. oltre il giovane. Oltre il giovane. Praticamente non è sono ancora giovane anch'io, nata, però lo ma conosco. Sono vecchio? È una Dai. visione. Esatto. Ormai. Allora il è un discorso è embrione. che questi mezzi sono dei mezzi che è molto importante, sono stati concepiti e creati con amore e per durare. Certo. Stop. Esattamente. Stop. Tutti i mezzi di quegli anni sono stati creati per durare e questo è molto importante. Assolutamente sì. no? Adesso fanno
tutti cagare. Io l'altro giorno ho visto, mi ha sorpassato un SUV Lamborghini. Se tu toglievi il marchio Lamborghini era identico a tutti gli altri SUV. Sì, non hanno Verissimo. un'identità, Capisci? ecco, è vero. Allora, sì. e l'hanno prodotto anche quello sapendo che tra un paio d'anni non esisterà farà più nulla, ma cioè. non esisterà più. Sì, chiaro. Ecco, è in questa società veramente di fast food dall'A alla Z. Anche la parte in teoria più, come dire, particolare si stanno un po' standardizzando. Ma soprattutto fanno un discorso di ecologia. Ma perché non aiuti, incoraggi persone che hanno delle macchine un po' vintage Mhm. e gli dici rifagli il motore Ma infatti se tu e la usi sempre, no? Euro schifo, ma guarda, qui noi siamo veramente fortunati perché abbiamo il vento, quindi non hanno questa scusa. Nelle altre parti d'Italia sì. sono dei bastardi Sì, perché sì, ti sì, fa rottamare una macchina che ha 10 anni. È assurdo. ma io se fosse sono per dei me vorrei un bastardi. Alfa 75 Twin Spark in questo momento. Bella, Bellissimo. bella. Bene. Napoli spara, Milano risponde. Esatto. Maurizio Merli così. Ricky, noi abbiamo qua in scaletta un altro tuo brano che oltretutto è legato sempre alla questione Londra. E questo ce lo devi cantare tu dal vivo, Sì. Ci siamo presi accordi così, Volete prima il brano? Assolutamente. Dopo ci dici che di cosa, come dire, diamo un po', no? Che ci stanno ascoltando, anche se stanno mangiando. Buon appetito. Ma sì, gli facciamo un... Ma lo facciamo in acustico? Ma sì, in acustico, così ce la senza... canta. Sì, ce la sì, canta. sì, Io la prima volta sento Ricky cantare dal vivo. Guarda, non ti perdi niente. no, Se vuoi puoi metterli anche... Tu magari ci stai un po' zitto per adesso, possiamo anche cambiare il... Cosa vuoi che il microfono dici? No, sulla chitarra, se vuoi dargli la chitarra. giusto, perché c'era Assolutamente, l'accrocchio. facciamo un piccolo cambio. Tac. Poi tac. Sta andando? Eccolo. Perfetto. Quando vuoi? Vai Ricky. Allora, il brano si intitola Londinium. Londinium. E quando l'hai creata, così giusto per... Guarda, allora l'ho scritta che mi stavo per trasferire da fuori Londra dentro Londra, tipo 2 mesi prima, e l'ho conclusa e pubblicata poi quando interessante. mi trasferii, diciamo. Vado. Thousand years, and we are still here. Rains escaping the buffland to get our one more piece of bread. Anything hasn't changed, many of us try again. Hope will never die. Dreams are still alive, and it's there that I wanna fly. Please take me with you tonight. I'm gonna be the star that shines. Under your lights, look, you're beautiful tonight, like you are every night. Londinium in my mind all the time. The Romans were right, the Romans were right. And it's there that I wanna fly. Please take me with you tonight. I'm gonna be the star that shines. Under your lights, look, you're beautiful tonight, like you are every night. Londinium in my mind all the time. The Romans were
The rumors were right, and it's there that I wanna fly. Please take me with you tonight. I'm gonna be the star that shine. Under your lights, under your lights. Un grande applauso a Ricky, grazie Ricky. Per Sì, un po' di emozione c'era, perché l'ha fatto così in live, dai, così su due piedi. Bello, bravo. E invece è un bel brano, vedi, abbiamo apprezzato Grazie. anche il nostro Molto, pubblico. Grazie mille a tutti. Molto, molto. Questo, infatti, secondo me dovresti buttarti anche un po' sul cantato. Secondo me è piaciuto. Oh, c'è qualcosa che mi ha ricordato addirittura un po' di Oasis, Sì, altra molto. roba. Esatto, Quello- Sono tra esatto, i miei esatto, si Beh, sente. Noel, Sì, Sempre io un'influenza ci sta. Però molto, molto belli. Sempre voti di memoria, faccio schifo. di Blur. Sei bravo, bravo. Sì, no, Un po' no, di vabbè. Blair, sì, È tutta sempre roba di con tutto. cui sono cresciuto e che ascolto tuttora, stimo le persone che Addirittura mi sono Che venuti sono i loro? Cranberries a me. Cioè, pensa a te. È vero, un Ah, po' di un malinconia alla pochino, Addirittura, sì, Cranberries, sì, è vero. mi è venuto sì, pure i sì. Cranberries, quindi bellissimo tutto quanto. Sì. Un minestrone molto, molto interessante. Sì. è ricercato Io ho sicuramente. una domanda. Dimmi. Dimmi. Strano, vero? Adesso guarda, adesso- Bene che ci siano, cioè. No, più che adesso che la certo, guardo è siamo la, qua per è la seconda domanda un po' così, un po' penecolada. Allora, Ricky, dicevi che questo brano, ok, è stato composto un mese prima di partire a Londra, giusto? Sì. Ok. Sì. Scelta data dalla voglia di seguire un sogno, giusto? Sì. Ok. Di quel sogno, quale parte ancora vivi nel torpore di quel viaggio sulle nuvole e quale vivi e percorri da sveglio? Marzullo. Questo è sì, questa è una No, queste sono domandona, droghe, cioè, queste sono sintetiche. No, questo Sono è sintetiche. Marzullo. Guarda che l'hanno capita anche i signori Questo che è stanno Marzullo mangiando. Doc. Stanno bevendo. Ma allora, guarda, sì, è una bella la rileggo? veramente bella domanda. No, No, ce cioè, no, me la ricordo. No, Che me Matteo la non l'ha capita, però. No, Non ti beh, se ascolto vuoi il 90% rileggila per delle lui volte. che No, non ti Io non ascolto ho proprio. Ah, no? No, No, Lo sai che mi chiede di mandargli un messaggio vocale prima di addormentarti perché Sì, sto la buonanotte dormente. ti La chiedo. buonanotte. fai una cosa, Giuseppe. La rileggo? Rileggila per loro, perché così No, perché ho capiamo visto adesso tutti che avevo bene. messo se l'è virgole, quindi scritta. te la ripeto. Di quel sogno, quindi quello di andare a Londra a fare, eccetera, no? Quale parte ancora vivi nel torpore di quel viaggio sulle nuvole? Ok? E quale vivi e percorri da sveglio? Allora. Dunque, così Cioè, nel senso, c'è il sogno. Sì, e no, c'è no, la no, parte- no, 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 capito? L'esame Io l'ho di capita subito la maturità domanda. Era più facile comunque. Io ve lo dico. No, però sai, sono queste le domande belle che ti fanno anche un po' crescere, perché poi comunque c'è anche Sono quella un papà parte, severo. quella parte là, anche la profondità un po'. Chiamami il tuo papi. Ciao papi. Enrico Papi. Vabbè, sostanzialmente la vera. Io ti rispondo con un'altra domanda. Mi sono mai risvegliato? È questo. Cioè, Cioè, se ti svegli e c'è me a fianco adesso. no, vabbè, non era in quel senso. Meglio che non ti svegli. Non è No, il quello, massimo. quello guarda, no. Però sicuramente è un sogno da cui non mi sveglierò mai, perché è ciò che amo fare, è ciò con cui convivo da quando sono veramente super. Cioè, sono praticamente una vita così. Ok. Quindi Una vita da sognatore. ecco. una vita da sognatore, e non solo, lo sarò ancora, perché sarà così, ne sono sicuro. Cioè, sono sognatore. Sogno ancora di arrivare. Cioè, credo ancora di poter arrivare sulla Luna grazie a SpaceX. Quindi è un po' quel tipo Ok. di essere fuori di testa. Ma Quindi alla fine trovare non. tesori con i Goonies, penso potete. Boh, sì, andare a produrre metano, riportarlo qua, non lo so cosa. Vabbè, lì fai quello su Marte, no? Vabbè, e niente. ok. Però sicuramente c'è la questione più pratica lavorativa, che comunque ti rendi conto Mhm. che alla fin fine è tutto business. E come business tu sei un numero. Quanto è grande il tuo numero per riuscire a contare? Quindi è molto quello. Però Ok. di fatto, se sei. Cioè, diciamo, se sei veramente sognatore del numero. Non te ne importa proprio C'è niente. spazio per no? tutti in questo, no? In questo mondo, dico, secondo me. Sì, No. però dipende. Cioè, non che non ci sia spazio, lo spazio c'è, ma il problema è: c'è spazio per creare quello spazio?
fa domande su domande. Cioè, Oh, è ma È questo. complicata la questione. Io solitamente ai Questo- concerti do vomitate in faccia, quindi me lo creo lo spazio. Però Quindi- vedi, perché tu hai il carattere per farlo. Ad esempio, No, è io che sono sono un po' alto, più- sarà Ah, vabbè, questo guarda, l'avevo già sempre anche, di fronte alle già anche transenne. solo così, cioè sei alto. Però per dire, No, chiaro. per me è sicuramente molto quello la differenza tra sogno e realtà, cioè c'è tutta una realtà di burocrazie, cose varie che tutti gli artisti fronteggiano, per cui purtroppo non possiamo neanche farci granché. Ecco, vedi, tu hai detto adesso bisogna crearsi lo spazio. Mhm. Sì. Ok. Io dico, spazio in Europa ce n'è un po' in tutte le città, in Italia compreso. Perché proprio Londra? Ma sai, si cresce con il mito anglosassone. Notoriamente gli anglosassoni sono più ricchi di noi. Non solo, c'è anche la questione che tutta la musica che io ascoltavo e che io ascolto tuttora proviene da quelle aree del mondo. Quindi un po' legato un po' a quella tradizione, no? Più o meno, perché poi di fatto scopri che, cioè, quando vai lì scopri che in realtà la tradizione loro non è che abbiano proprio una vera e propria tradizione. Ce l'hanno sul pop, perché è un pop rock, no? Cioè, Sì, cioè è una sorta di... come Se la posso son spiegarlo? creata, non è No, che- più che altro hanno saputo creare un mercato. ok. Ed avendo potere economico, Ok. quello che loro possono fare è investire, cosa che Certo. noi non possiamo. Chiaro. Faccio un esempio stupido: nel cinema, mentre che in Italia so che ci sono, per dire, questo ho parlato con degli amici che fanno registi, oppure videomontaggi, o comunque si occupano di cinematografia in generale. E mi è stato raccontato che i budget che hanno in America sono il doppio, il triplo o il quadruplo di quelli che ci sono qua. Quindi mentre che in America hai 200-300 chuck per scena, qui in Italia ne hai 50, 100. Però hai milioni di persone in più Sì, che, beh, chiaro. che Perché- guardano, no, è in rapporto. allora, C'è un'influenza c'è- anche mondiale. c'è un È in discorso- rapporto, è in C'è un rapporto. discorso secondo me molto anche culturale, perché comunque notoriamente fuori sono abituati a spendere, cosa che noi non facciamo. Beh, noi spendiamo pochissimo sull'arte qua. No, in Italia. generale, cioè proprio vabbè. in generale, cioè se loro non hanno voglia di cucinare, loro vanno al fast food e spendono $20 di panini. di panini. Sì, schifosi. però Oh. c'è da dire anche una cosa, che in Italia se devi andare, io dico se devi, ma la gente, il popolo, se deve andare a vedersi un film, non va a vedere purtroppo un film italiano, ma va a vedersi Wolverine contro Deadpool. Vero, ok. verissimo. Il problema è che noi consumiamo il prodotto che appunto ci Certo. manda l'America. Sì. L'America se ne sbatte del nostro prodotto. Esattamente. Quindi è per quello che c'è È molto un budget, raro, è molto perché i raro, soldi eh. che loro mettono gli ritornano tranquillamente Sì. indietro. Sì, poi sanno quali sono i gusti magari Da degli noi americani è o un mondiali. grosso problema. Ci sono delle persone che hanno grandi idee, ma abbiamo un popolino bue che comunque non viene a sentire o a vedere queste cose. Sì, capito? è No, vero, vero, sì, siamo sì, un po' sì, sì, su influenzati quello sì. dall'estrofilia, E no? comunque tornando al discorso di Londra, degli artisti, ma Londra comunque ti accoglie a braccia aperte, cioè tu vai, hai qualcosa da dire, ti ascoltano. Questo Io sì, mi questo è vero. ricorderò sempre quando, prima di andare via nel 2013, io stavo facendo una vetrata, una parete in un negozio di dischi. Ok. E questi miei amici, il proprietario, che cosa fa? Organizza, senza dirmi niente, era il sabato che io lo stavo terminando, organizza con tutti i suoi amici, questo video è su YouTube, molto 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 carino. Arrivano e si portano amplificatori a batteria, si mettono a fare un concerto a fianco a me, Dai, cioè bellissimo. io disegnavo Sì. e loro facevano il concerto e si è riempito di persone. Se lo fai qua ti arriva la polizia Ah, sì. subito, primo Sì, punto. purtroppo questo è vero. Secondo punto, loro
uno di questi, ma erano persone anche grandi, hanno preso un foglio di carta che io poi mi sono tenuto perché per me ha un valore incredibile, no? E ha scritto contributo per l'artista. E io gli ho detto no, cioè mi vergognavo, capisci? Ho detto, no, guarda, gli artisti devono essere pagati anche dal pubblico, anche se io ero pagato da chi mi faceva, capisci? Però loro hanno detto tu stai facendo un'esibizione, la gente noi suoniamo, ma la gente è qui per te perché tu stai disegnando. Certo. E ecco il contributo per l'artista è una un po' come la mancia per il cameriere. È una frase meravigliosa, capisci? Sì. Non è che apri la chitarra qua in via Garibaldi e ti prendono comunque per un pezzente, perché la mentalità è questa. Sì. Tu Quel fai basking non c'è il proprio musicista da da noi. strada, ma sei uno scappato di casa Assolutamente. ed è vergognoso. L'artista di strada hai visto come male. tutti sanno, anche Ed il è metro vergognoso, deve avere l'autorizzazione capisci? personale del metro, ma devi essere un musicista con le palle. Sì. Ma a Londra ti metti tranquillamente. Certo. Ma tu pensa che a Capodanno uno ha portato la batteria in strada, ma al centro di Londra si è messo a suonare solo con la batteria. C'è da dire una cosa, scusa se ti interrompo. Sì, fra un po' vi devo interrompere perché siamo un po' in Siamo- chiusura, siamo ok, coi tempi perfetto. strettissimi. Vai, dico questo, poi c'è da dire che bisogna pagare una tassa. Io l'ho fatto di pagare la tassa per andare a Se suonare vuoi essere con regolare, assicurazione, sì. se no non puoi comunque andare, cioè ti Altrimenti è un ti casino, tolgono, C'è un po' di ti prendono a controllo lo devi calci. fare. Calci. Quindi Certo. quindi purtroppo è anche quello, cioè è il modo di regolamentare le cose, secondo me. Certo. Ci sta. Beh, è giusto, però l'importante è che non ti mettano i bastoni tra le ruote e ti diano un po' la possibilità, se vali, perché ovviamente che se uno va e abbi pazienza, un minimo devi essere bravo anche a suonare, altrimenti Dio santo, Sì. capre in giro, abbi Ma pazienza. poi un po' l'artista fastidioso, lì è di diverso Certo, a diverso prescindere da quello tipo. che suoni, Comunque l'artista a Londra i soldini se li fa. Ah, chiaro, immagino. Sì. Immagino. Qua è sempre un punto interrogativo. Sì, è un po' più complicato. Dipende molto dalla situazione. Sì, Però ci sono c'è le situazione e differenze, situazione, Ma ovviamente. ovviamente. anche perché stiamo parlando di una città che ha milioni di turisti Sì. giornalieri, capisci? Certamente, Quindi, Sì, questo sì. Sì, chiaro. Ed è fantastico. Va bene, dai, andiamo in chiusura Quindi, perché stiamo Ma insomma sì, agli ci siamo, ultimi. gli ultimi. Allora, io direi l'unica cosa che volevo chiedere sia a Ricky che a Walter, perché partiamo da Ricky, giusto per capire situazioni finali, progetti del futuro, cosa farai, concerti, altre cose, collaborazioni, cosa c'è in ballo? Allora, in realtà c'è tanta carne al fuoco. Sicuramente continuerò con la questione Chip Talks. Ok. Con Aspettiamo il 3, Che ci piacciono tanto, l'8. questi sì, Chip 4, 5, 6. Probabilmente vorrei arrivare all'8º per poi fare Tipo Fast and raccogli, Furious sì. praticamente, guarda, Esatto. arriviamo al 10, 11, Esatto. quindi Io voglio partecipare a un Chip Talks. Anch'io. Allora parteciperai. piacerebbe. A me farebbe molto piacere avere collaboratori. Sì, Significa che piace, che coinvolge. Quindi, Sì, a me piace. quindi no, a me no, piace no. l'idea, sì. Assolutamente. devo dire la verità. Allora organizzeremo. Nascerà una collaborazione. Organizzeremo di una questo collaborazione. Chip Talks 24, non Chip so quali farò, ma lo farò una stagione di Chip Talks. Assolutamente. Ascolta, visto Sì. che hai anche la collaborazione con un cantante Sì. attualmente che Sì. è Luca Luca, no? Espa. Sì, sta un che po'- saluto tra l'altro. Salutiamo, anzi. ciao Ciao Luca. Luca. Tanto ci sentiamo prossimamente. Che sta facendo Esatto. queste cover in sardo Sì, e sì, sta stanno andando spopolando, no? moltissimo, cioè è diventato viralissimo. Anche con Senera Brancale ho visto, Sì, ha sì, fatto sì. la cover, no? Sì, 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 Di- sì, sì. Cos'era? Tra l'altro con ripost da Ho parte visto, degli l'ho visto. artisti, quindi Sì, sì, sì. tanto di cappello a lui che si impegna veramente giorno e notte visto, per anche con i fare video, sì, insomma, è bravo, e li fa bene. Sì. Non vuole contenuti scadenti, vuole roba comunque E di fa qualità ed è veramente tanto onore a lui. Ci sta. Sì, stiamo collaborando perché poi stiamo facendo comunque brani Mhm. suoi, colonne sonore che tra l'altro già vengono usate per Bello. delle sigle. Figata. Ehm, Magari è questo finalmente il tuo spazio. ma può essere, Luca anche, può magari, essere, no? no, ma io e lui poi ci confrontiamo spesso al riguardo e andiamo molto Ok. d'accordo, quindi è un piacere lavorare Ci così, sta. cioè, Adesso- alla fine c'è un obiettivo comune. E prossima data? A breve così? Guarda, prossima data, allora Tra 10 minuti, perché Tra qualche 10. pezzo ce lo fai stasera, oggi quindi che la Martino- prossima giusto, data 13, sì, tra è vero. No, vabbè, sicuramente farò
Allora, perché ce ne sono un bel po' durante tutta l'estate, perché io in realtà lavoro anche comunque in piazza poi come possono- chitarrista turnista. Certo. Diciamo, allora sono dunque a Perdas de Vogu, Ok. un Un po' lontanuccio. po' lontanuccio, questo venerdì. Magari faccio di nuovo la visita militare, magari faccio un salto. L'hai fatta lì, l'hai fatta? No, non l'ho mai fatta in realtà. L'ho fatta, Cos'è ma a Flaming metà. Stones? Cos'è? A me l'ho Sempre fatta anche lì in Inghilterra. Perdas de Flaming Stones. Hai fatto il militare? Deve essere un po' più. Neanche io. Mi sono finito paralitico. British. Mi hanno riformato articolo 17, invalido civile. Mi sono finito paralitico. per fare il Questa militare. parte la taglio nel montaggio. Ma no, che me frega, sono orgoglioso. Poi anche, vabbè, comunque Invece Val, anche qua a no. Cagliari sarò, quindi possono sabato. vedere. Ah, ok, quindi possono Perché vedere sì. anche su Instagram, Sì. possono tenersi informati. Sarò qua a Cagliari alla festa della, credo che sia la festa della birra nel castello di San Bene. Michele. Festa. Della birra? Guarda, anche Ah, della tipo mia. Lumpa Bene, Quindi, bene, sì, bene, bene, bene. Con zio Larry, Ah, con Zio che Larry, ok. conosciamo Sì, tutti, beh, sì. Zio Larry. Salutiamo di nuovo. Ci salutiamo. Intanto noi Hi, salutiamo Hi zio qualcuno. Larry. Che poi lo vedo il 29 quando Forte abbiamo la prossima Larry. puntata, che è quella che avremo con Marco Ligabue. Quindi chi viene questa sera, se vi piace Marco Ligabue, venite a vederci sabato, Che poi mi Mi sembra piace. che Vedere cara Marco di Ligabue 29. più che- Sì, non noi, venite a vedere Marco, nel senso che fa le interviste e noi ci possiamo anche spostare. Se vogliamo- Ci siamo trovati con Marco Ligabue casualmente in un distributore in autostrada. Ah, ok. E lui aveva fatto la foto con l'altra macchina, Ah, ok. quella che mi hanno schiacciato, la macchina, sì, beh, la ho Simca letto. Ariane con le fiamme. Carino. E invece tu, Walter, giusto ultima cosa, collaborazioni, dipinti che stai facendo in questo momento, opere Vabbè, che stai io- concludendo? Vabbè, io sto facendo di tutto come al solito. Quindi e però- possono anche chiedertele ovviamente, no? Giustamente. il Qualsiasi mio cosa. lavoro è solamente quasi esclusivamente di richiesta da parte dei clienti. Quindi Mi Walter piacerebbe Rebel fare arte per conto mio, ma non ho Vabbè, il tempo. è sempre comunque E arte. poi sto scrivendo il secondo libro dopo il primo libro, che è Perfetto. la storia di Rebel, quindi Milano e dintorni, quindi Ok. tutta la parte di Milano, Londra, Mhm. Los Angeles. E poi farò perché io sono fumettista anche. Ok. Ah, bene, farò quindi un volume a fumetti. Ci vuole il suo tempo. insomma, le tue opere le possono vedere su Instagram, su Facebook, Sì, su TikTok, TikTok, dappertutto, sì, su OnlyFans, su dappertutto. OnlyFans. C'è un canale a parte No, con perché Io OnlyFans dovrei farmelo OnlyFans, io, cavolini. ma io utilizzo la pagina di Trilli di OnlyFans. Esatto, capito, no? Trilli, per progetti per vedere, il Sì. per futuro. vedere le zampette. Sei un Perché Sì. tra tante cagnette anche lei ha detto voglio fare No, Io bellissimo. c'ho un Giustamente, io c'ho una giustamente. gattina, capito? Io c'ho una gattina, potrei usare, cioè non usare mischina. Ma Ma sì, c'è. Che senso? ormai Ok, attirano queste cose. No, non quella gattina. scusami, Sei sono un io che malizioso, sono- no, no, veramente. Guarda, vabbè, purtroppo io sto passando troppo tempo con Siena. Scusami. non l'ho capito. mi Non è- c'entra da era sovriu su a intro, Io non come l'ho si capito. suol dire in italiano della Crusca. Elena, invece tu i progetti per il futuro quali sono? Oltre la festa della birra? Che non ha preso in giro, cioè mi prende in giro, ragazzo. Cioè, No, si diverte a diciamolo, prendere in diciamolo giro. qua. Tu non è che non fai niente. Perché dovete sposarvi e lui lo sa benissimo, vero? Non lo vuole ammettere, ma mi ha fatto la proposta prima, ragazzi. Cioè, io Esatto. ve lo dico. Perché per come l'hai detto sembrava che- No, ragazzi. come dire Siamo tu, fuori strada. tu lo sai e me lo stai chiedendo. Mate ormai è promesso a me. Ma lo stavo per dire. Che fa tanto lo schizzinoso, Esatto. ma Facciamo insomma. outlet. Outlet. A proposito di Wish, no, facciamo outlet. dai, Coming sembra- outlet. Outlet perché sta rompendo. Vabbè, mettilo più basso per Elena, però. Grazie. Ricorda alla gente quanto non sono alta. Lo sgabello Ti vuoi inganna. troppo Cattivissimo. È come il nero, lo sgabello inganna. È uguale, sta cosa. Anche perché è l'unico alto della situazione. Esatto, io mi sto- No, che mi progetti sto- vi devo raccontare? Io Per il colpo dei microfoni. Esatto. che progetti vi devo No, diciamolo che lavori anche per l'Unione Sarda, che collabori con noi. E soprattutto Che la sei una collaborazione, giornalista. visto che siamo in chiusura, volevo fare la Sardegna chiosa. Web. Sardegna Bravissima. Web. Assolutamente. Ma Io Max è andato via. Max è andato via. Ciao però, Max, grazie di averci salutato. Però io vorrei. Ah, sì, ciao, ha Max. salutato. Scusa, Max, non Vi ti- inviterei comunque a seguire Sardegna Web perché a Sì. breve dovremo riniziare Web. con il nuovo palinsesto. Io in particolare insieme a Max che appunto è già andato via. Con Rotocalcio. Sì, esatto, ci occupiamo della trasmissione Io Rotocalcio. che Andiamo a faccio parlare il un po'. commentatore.
calciatore? Mamma mia, lasciamo un po' perdere. Volete? il Di calcio? commentatore, Non mi ci vabbè. vedi. diciamo, però è un ottimo regista, devo essere onesta. Hai Mi visto? trovo bene. Si trova bene, devo Sì. cliccare un pulsante. Boh, finito. Però lo fa bene. Cioè, Però lo sai, faccio bene. ha Calco i l'indice pulsanti destro bene. allenato. Calcutta. Vedi il dito, E guarda. nulla, poi se ci volete seguire io seguo Ma anche il sì, canale di ma Beat sì. Soccer, quindi se avete voglia di farvi un po' di cultura, Di cultura sportiva, musicale, no, sportiva, volevo dire. nel calcio sulla sabbia, il Cagliari Bene, Beach, bene, Cagliari Beach, calcio a 5, bene, insomma. calcio a 11, Bellissimo. MotoGP, box, Tu- se tutto. li seguiamo, tutti questi Tutto. di nicchia ci piacciono. Scacchi, no. No, scacchi Bocce, no. troppo soft. Troppo Vogliamo qualcosa di più adrenalinico. pungible anche. Esatto. Spongible con la Spongible, no, Spongible. quindi niente, quindi ricordiamo. Siamo ai ringraziamenti. Noi, No. e infatti, tra l'altro, diamo un cocktail anche alla Piccola Trilli Sì. perché è lì da 1 ora e mezza. Sì, Poverina, che sta avrà una secca. sete che non E se volevate ne può mettervi più. la felpa voi. Ve l'ho detto. Visto che si è aperto il cielo finalmente, ma c'era. Esatto. Insomma, sembrava Apriti febbraio cielo. fino a 2 ore fa. Noi invece salutiamo tutti i nostri Quindi, sponsor. Quindi ricordiamo Sardegna Web TV. TV, ovviamente, unica radio con cui siamo in collaborazione. Walter, Carlo, Walter eccetera, è lì, eccetera. Luca Allegrini sta non c'è. Il nostro il Megafonia. nostro Megafonia che ce l'abbiamo lì. Il Quindi nostro ci podcast. Diciamolo che ci saremo anche sabato alle 4:30. Sabato se vi prossimo, va. sì, siamo questo sabato 29, siamo Con Marco in diretta Ligabue. con Marco Ligabue e il il Salem, che esatto. avremo qua ospiti Esatto, per esatto. la seconda puntata. Noi salutiamo ovviamente il Bistone Beach Club Ringraziamo che ci ha ancora. ospitato per stasera, quindi salutiamo di nuovo Ramona. Io ormai Stefano il pene colada per me e quant'altro. Se voi forse te ne È top, gentilmente forse ce ne offrono un altro, forse adesso Sì. vediamo un attimo. Quindi salutiamo veramente, siamo in chiusura. Sì, Giuse, salutiamo tutti. grazie anche a te con quegli grazie- occhiali opinabili, però Grazie. è così la prima puntata Parla è che ha il sempre cappello. la prima, è la stagione. Infatti, Mi anche ricorda questo cappello una giornata col morto, mi ricorda quel cappello. non mi hai detto niente. Sì, esatto. Sì, Cosa infatti, ma Molto One Piece. la prossima volta me lo cambio, ne porto un altro, Sì. non so, Robert forse di One viola. Piece. Prendo esempio da Walter, lo porterò viola. Va bene, dai. Grazie ancora. Grazie ancora a tutti. Grazie per aver partecipato compagnia. Alla prossima. Alla prossima. Grazie. Arrivederci. Ciao a tutti, Grazie ciao. a tutti.